La strada si è riempita d'acqua, per cui era come un fiume in piena, nel senso che arrivava più o meno al ginocchio. Nel frattempo qui era già diventata una piscina, ha spinto di là nelle bocche di lupo, per cui si sono riempite le bocche di lupo che con una certa velocità sono arrivate praticamente a saturarsi e dunque hanno sostanzialmente, diciamo nel caso del mio vicino, sfondato una finestra e quindi la pressione dell'acqua poi ha anche sfondato il muro di tramezzo tra le nostre case. Mezzanotte 40, via Guasti, la Guizza si trasforma in un fiume. Il racconto di una residente che si è vista entrare l'acqua in casa nella zona del seminterrato. Quello che si è abbattuto su Padova mercoledì notte è stato un temporale senza precedenti, come ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi. Abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800. Quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. 90 mm di acqua in un'ora e mezza hanno mandato in sofferenza canali di scolo e canalette che non sono riuscite a far sfogare l'acqua. Almeno 25 le strade allagate in città. A Brusegana il bacino di laminazione si è riempito e via Santi Fabiano e Sebastiano si è allagata. Anche nell'area di Borgopeano, in zona Montà, strade scantinate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non ci siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverna e Garage e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiuso e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Sottopassi allagati con auto rimaste ferme a Rio, Travolta Barozzo e Ponte San Nicolò e in zona stadio. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Alla Guizza allagata anche Via Fondà, l'Enel ha lavorato tutto il giorno per ripristinare la corrente che manca ancora in alcune zone tra Volta Barozzo e Forcellini. Pompe dallo scaricatore di Canordio e Limenelle in funzione per scaricare l'acqua nei fiumi, ma si guarda con apprensione alle previsioni critiche per tutta la serata e per la piena del Bacchiglione che dovrebbe arrivare per mezzanotte e che le stime del Genio Civile definiscono importante.